Ciao a tutti amici, eccomi qui puntuale insieme a voi per preparare una nuova ricetta. Allora, oggi prepareremo una tipica ricetta sarda, precisamente dell'ogliastra, i sculurgiones ogliastrini. Tutti li conoscete, sono bellissimi, eccoli qui, sono dei veri gioiellini della gastronomia della Sardegna. Sono speciali, sono riconosciuti anche IGP, protetti quindi, perché la sua forma così a fagottino chiuso, ma quello che lo caratterizza è proprio la chiusura a spiga, speciale proprio. Vedrete tutta la chiusura anche in questo filmatino, ma non spaventatevi, non è difficile, basta seguire tutti i passaggi, osservateli attentamente, più o meno grandi o piccoli, prima li farete sicuramente un po' più grandi come ho fatto io e come li ho fatti anche per farli vedere a voi, per vedere bene i passaggi, ma più andate avanti e poi li farete sempre più piccoli, queste ondine, sempre più piccola la chiusura perché è più bellino. Intanto dovete iniziare, provare, provare, provare. Allora, in questo filmato, dopo la mia piccola introduzione, troverete tutta la spiegazione della preparazione della pasta e poi anche tutta la formazione dei tondini, dove andremo a mettere il ripieno delle patate. Per il ripieno, infatti, non lo troverete qui, sarebbe troppo lungo, ho fatto un altro filmato, basta andare a cercare la cucina di Pippi in YouTube, il ripieno dei culurgioni esogliastrini, parte 1, lì troverete tutta la spiegazione. Voglio approfittare però di ricordarvi che gli ingredienti che dovete utilizzare, prima di tutto le patate, vi ho consigliato infatti di usare quelle rosse perché sono buonissime anche le patate gialle e bianche, però queste hanno meno acqua in mezzo, quindi noi quando andremo a chiudere il fagottino, diciamo, non avremo il problema dell'umidità. Va meglio, se poi non ce l'avete usatela lo stesso, però vi consiglio di usare le patate rosse. Poi un'altra cosa principale è proprio l'ingrediente, il pecorino sardo. Io nel mio impasto ho messo il fiore sardo, voi potete mettere il pecorino, un altro pecorino piccantino, quello che avete, quello che trovate naturalmente, e poi verrà accompagnato da un altro tipo di formaggio. Loro in Ogliastra lo fanno apposta per questa preparazione, si chiama casu e vita. Non è altro che una cagliata di pecorino fatta a pezzi. Noi nel mio territorio, nel Guinger, lo usiamo lo stesso, lo facciamo un po' inacidire e la mischiamo, la mettiamo nella minestra, buonissimo. Loro invece la mettono, lo fanno seccare un pochino sotto il sale, lo bagnano tutto di sale, lo lasciano seccare, poi lo utilizzano quando vanno a preparare appunto sos culurzones, lo utilizzano grattugiato, un po' tolto il sale naturalmente, e le dà questo sapore piccantino eccezionale. Se non trovate questo tipo di formaggio, e non l'ho trovato neanche io, potete optare per un altro pecorino, magari più dolce, potete mettere anche la cacciotta oppure anche Sugas Zulu sardo, lo fa buonissimo veramente, non è che bisogna rinunciare a preparare questa bontà, questa squisitezza proprio. Allora cari amici, io vi ricordo sempre, approfitto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, di seguirmi, di attivare anche la campanella, così non perdete nulla di quello che preparerò sempre per voi. Però vi invito anche a seguirmi nelle altre mie pagine di social, la mia pagina principale Instagram, anche perché in Instagram giornalmente trovate tutte le novità di delle cose che preparo, e poi ogni volta quando metterò un nuovo video in YouTube io sarò presente e vi invierò direttamente anche dalle storie il link direttamente per entrare in YouTube. Anzi, la salverò ogni volta sotto, la trovate nelle storie salvate, il link diretto per andare in YouTube, così voi non perderete nulla. Io vi aspetto sempre, ricordatevi. Allora cari amici, vi saluto e vi abbraccio tutti quanti alla prossima ricetta. Ciao! Ecco qui amici con gli ingredienti pronti davanti a me per preparare la pasta, per preparare appunto i culurgiunis ogliastrini, una tipica ricetta sarda meravigliosa, tipica dell'Ogliastra, per intenderci quelli chiusi a spighetta.
carini, proprio troppo belli e anche buoni. Allora, per preparare 1 chilo di patate che vi ho presentato in un altro filmato, cioè gli ingredienti tutto per l'interno, qui oggi prepareremo la pasta, appunto. Per 1 chilo di patate ci serviranno circa 600 grammi di semola. Potete usare anche quella rimacinata, qui davanti a me infatti è proprio quella rimacinata. Poi ci vogliono circa 5 grammi di sale, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva perché ci servirà elasticità nell'impasto, proprio per questa chiusura, e poi dell'acqua naturale a temperatura ambiente, circa 270 grammi o millilitri come volete chiamare. Siamo pronti allora, andiamo a preparare l'impasto. Cari amici, iniziamo allora a preparare l'impasto per la preparazione appunto dei culurgionis ogliastrini. Gli ingredienti li avete visti anche nel filmatino precedente e se volete però cercare proprio la preparazione invece per il ripieno interno, cioè quelle delle patate, andate ad un altro filmato mio che troverete sempre in questo canale. Iniziamo allora, mettiamo il sale, amalgamiamo e anche l'olio. Vi ho detto che l'olio ci serve in questo impasto per l'elasticità quando andremo a chiudere i culurgionis. Mettiamo l'acqua, come vi ho detto a temperatura ambiente. Io vi faccio vedere l'impasto come faccio sempre a mano, però voi questo naturalmente potete farlo anche con l'impastatrice. Mettiamo tutta, poi se ce ne serve altra ne prendiamo un altro pochettino. Dipende dalla farina, dalla semola. Qui io ho la semola rimacinata, quindi rimane un po' più fine e dovrebbe bastare. Intanto ne prendo un altro pochettino. Metto le mani dentro e inizio ad amalgamare bene con la mano, perché la mano deve sentire l'impasto. Poi lo metteremo sul piano di lavoro. Mettiamo un altro pochettino. Non aggiungiamo tanta acqua perché altrimenti poi magari diventa troppo molle l'impasto. Un altro pochettino. Cerchiamo di amalgamare tutta la farina che c'è sotto con l'impasto stesso. Bene, deve risultare poi un impasto morbido e omogeneo. Questo lo dobbiamo prendere tutto, non deve rimanere semola nella spianatoia naturalmente, questo lo sapete. E si comincia a cariare, come si dice in Sardegna, cioè lavorare l'impasto. Piano piano, con un po' di pazienza, andiamo avanti. Da una parte, dall'altra, uno sale, uno scende, così, con questa parte della mano.
Ecco i primi tondini pronti, dopo aver tirato la sfoglia nella macchinetta, l'ho lasciato al terzultimo. Eccoli qui, questi sono circa questo di 8 centimetri. Poi voi le potete fare anche più piccoli però o più grandi, però la misura giusta per me è questa. Adesso andiamo a prendere il ripieno per riempirli. Una barchetta. Iniziamo da giù e facciamo un pizzico. Lo portiamo poco a poco verso dentro, iniziamo destra e un altro pezzettino all'altra parte, sinistra. Sempre così, camminando e andando verso su per chiuderlo, per chiudere la spiga.